a capire, ad apprezzare quanto è bello il gioco, il condividere le cose più autentiche e vere. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Franco Celeri è stato un papà, un nonno, un imprenditore appassionato di calcio, ma soprattutto attento alle esigenze dei giovani. Lo storico, presidente dell'Entella tra il 1977 e il 1979, aveva intuito per primo l'esigenza di spazi in cui i ragazzi potessero giocare, realizzando i campi in colmata e donandoli al comune, quei campi che oggi portano il suo nome. Sono molto contento di questa serata, ringrazio il sindaco di Capo e tutti i suoi collaboratori che hanno permesso di dedicare il campo sportivo intitolato al nome di mio papà, di nostro papà. È un'emozione enorme che non finirò mai di ringraziarlo. Era amante del gioco, del calcio, e oltretutto lui aveva anche questo signore qua che giocava molto bene a calcio e ce l'ha fissata tutti quanti in famiglia. L'impianto è stato inaugurato ufficialmente ospitando una sfida tra una rappresentativa di amministratori comunali e la squadra femminile dell'associazione Rupinaro Sport, accompagnati in campo dai bambini del settore giovanile dell'Entella Academy e del Rupinaro Sport. La struttura è stata sottoposta ad un restyling complessivo che verrà completato nelle prossime settimane. Con i ribassi d'asta dovranno essere ancora effettuati alcuni lavori, ad esempio le luci a LED verranno rifatte completamente, che consentiranno un risparmio di corrente di circa il 70%, e inoltre con il ribasso e le sanzioni applicate alla ditta che ha fatto i lavori, che ha avuto un certo ritardo, avremo incomodato al gestore un trattore che serve per pettinare il manto erboso in erba sintetica. L'opera si colloca in un piano complessivo di recupero delle strutture sportive della città, che comprende anche le palestrine di Via Gastaldi, il palazzetto dello sport di San Pier di Canne e la piscina del Lido. Finanzieremo anche nel 2019 il palazzetto dello sport di San Pier di Canne. Il primo lotto prevede 570.000 euro, verrà emesso un impianto fotovoltaico e verrà tolto tutto il tetto in Eternit. Partirà la gara pubblica per riqualificare definitivamente la piscina storica del Lido, la piscina olimpionica.